Da oggi ogni stazio di Venezia ne avrà uno, un bel ritratto in bianco e nero di Giovanni XXIII, Papa Roncalli, patriarca di Venezia dal 1958 al 1963, di cui l'11 ottobre ricorre la memoria liturgica. Proprio lui, essendo stato beatificato, potrebbe diventare il protettore dei gondolieri. La proposta e anche il dono del ritratto arrivano direttamente dal patriarca Angelo Scola, che stamattina, nella sala di Santa Pollonia, ha incontrato una rappresentanza di gondolieri nell'ambito della visita pastorale. Un regalo molto gradito da una categoria che in tutto il mondo da 1000 anni è conosciuta come simbolo della città e che dunque ha una responsabilità speciale. Sono una delle occasioni più imponenti di impatto con la varia umanità che ci visita, perciò hanno una responsabilità di far passare l'immagine giusta, non riduttivamente turistica di Venezia, insomma, ma di far passare un'immagine di Venezia come città dell'umanità, come una città di vita e di cultura, insomma. Loro hanno questa responsabilità primaria, ovviamente non loro da soli, ma i giovani si stanno molto preparando, molto specializzando, conoscono le lingue, riescono a scambiare e quindi credo che possano fare dare un contributo notevole. In città sono circa 400 i gondolieri e l'anno prossimo si aggiungerà ufficialmente anche la prima donna che ha già superato l'esame del remo. Il loro, si sa, è un lavoro affascinante che anche in tempi di crisi non fa registrare gravi difficoltà. A confermarcelo è lo stesso presidente dei bancali, un ex giocatore di rugby sulla gondola da 16 anni. Non è una crisi fortunatamente come le altre categorie che possono essere lavoratori dell'industria eccetera, però anche qui si sente un po' di crisi ovviamente, è una crisi purtroppo planetaria, speriamo che cambi. Ecco. La notizia più attesa però arriva alla fine dell'incontro con la richiesta di gondolieri di poter scortare Papa Benedetto XVI al suo arrivo in laguna lungo tutto il Canal Grande, un'occasione irripetibile che, se incontrerà il via libera dello staff, permetterà al pontefice di attraversare la principale via d'acqua alla luce del tramonto.